Cosa intendiamo per famiglia? Quella tra due persone che si sposano, quindi fondata sul matrimonio, o quella tra conviventi, o quella, perché no, anche dove ci sono due fratelli. Ve lo chiediamo a voi telespettatori, che tipo di percezione avete sul tipo di famiglia? Perché la puntata di oggi di Screenshot su questo tema? Perché il Comune di Udine nei giorni scorsi ha modificato l'articolo 9 del proprio statuto, inserendo una nota in cui si cita il riconoscimento, la tutela, la promozione dei diritti della famiglia come società fondata, la società naturale fondata sul matrimonio, richiamando l'articolo 29 della Costituzione. Una modifica che ha scatenato le polemiche, ma anche tante risposte anche sui nostri social, i nostri commenti, anche sul sito, quando abbiamo la notizia ovviamente è rimbalzata dai media. Battaglia tra due persone, in questo caso le vedete, da una parte Giovanni Govetto, consigliere comunale di Forza Italia, buonasera. Carlo Giacomello dall'altra parte, consigliere comunale del PD. Buonasera a tutti. Allora, io inizierei da Govetto, perché se ha, anche se non ha carta alla mano, perché le vedo Giacomello che ne ha, che potrà confutarle. Cos'è questo articolo 9 dello Statuto che avete modificato e perché lo avete modificato? Mi chiedo se ce n'era bisogno a questo punto, visto che siamo con una pandemia in corso e con tanti altri temi da affrontare. Sì, bene, grazie, intanto grazie dell'invito. Preciso solo una cosa, che in verità non credo si possa parlare di battaglia o di spargimento di sangue o di grande, come dire, clamore. C'è stata una discussione in aula, sì, è stata una discussione anche interessante, introdotta dal consigliere Giacomello che è qui oggi, ma mi sembra che in aula ci sia stato un confronto interessante, dal mio punto di vista costruttivo, anche che ha fatto emergere evidentemente diversi elementi e che si è concluso con una votazione, ma la battaglia in verità è uscita dopo, è uscita nei giorni successivi, nel senso che, ma qui anche il consigliere Giacomello credo potrà confermarlo, il clima con cui si è svolto i lavori era un clima sì di confronto, ma non era certamente un clima di aspra contrapposizione o di battaglia. Avete utilizzato i giornali per tirare fuori lo scontro? Ma diciamo che poi i giornali su queste tematiche giustamente insomma, fanno il loro lavoro, quindi sono intervenute altre persone, ma d'altronde noi sul DDL Zan abbiamo visto Fedez che interveniva, sì. E quindi come dire... dopo mi dirà anche lei cosa pensa del DDL Zan, però perché io tornando alla domanda originale, perché c'era questo collettivo? Torniamo alla domanda. Allora, il progetto di revisione dello Statuto del Comune parte da lontano, era comunque un'azione che doveva essere fatta perché su moltissimi versanti c'era la necessità di intervenire e su questo siamo tutti d'accordo, e questa amministrazione, questa maggioranza ha ritenuto all'interno delle varie modifiche di inserire alcune di fare insomma intervenire su alcuni aspetti, e un aspetto su cui è intervenuto è stata proprio quella di precisare che, come dire, sull'articolo 9 che riguardava la famiglia, ha valutato di richiamare l'articolo 29 della Costituzione che, come dire, a sua volta esprime il valore della famiglia, e quindi di inserire la definizione di famiglia che la Costituzione richiama. Che è fondata sul matrimonio? Sì, perché l'articolo 29 richiama evidentemente la famiglia fondata sul matrimonio. Allora la blocco subito, perché le chiedo se l'articolo 29 della Costituzione, e tutti noi ci basiamo sulla Costituzione, e voi del Partito Democratico immagino difendete la Costituzione, perché tanto baccano alla fine quando lo dice la stessa Costituzione, Giacomello? Perché tanto baccano su questa frase che non hanno fatto nient'altro che la maggioranza a ribadirlo? Nessuno mette in discussione la Costituzione, cioè, il matrimonio, è basato sul matrimonio, lo dice la Costituzione, quindi nessuno mette in discussione appunto questo. Quello che ci sembra, ci sono due aspetti che è inutile nasconderci. La Costituzione del 1948 è ancora valida sotto questo aspetto, però non è sufficiente. Cioè, in questi 70 anni è innegabile che il concetto di famiglia sia cambiato e stia cambiando ancora, proprio di recente. Poi se cominci ad andare a scavare, ci sono state delle leggi, cito la più famosa in assoluto, quella sul divorzio, che quantomeno ha dato una visione del matrimonio in maniera non tutta rosa e fiori, quello che potrebbe essere. Sì, peraltro è partita da qua proprio. Tra l'altro, ricordiamo, Loris Fortuna è uno
politici certamente più illuminati della storia della nostra regione. Ma la recente legge Cirinnà ha dato una risposta a un qualche cosa che era un po' detto sì, ma non si andava avanti solo a sentenze. A sentenze non si può, quantomeno non riesci a dare un'uniformità di intento. Ma mi fermo non tanto al matrimonio, perché lo trovo quantomeno anacronistico. Ripeto, non sono contrario al matrimonio, ma non si può dire che sia la soluzione cioè, possa assolvere nella sua completezza il concetto di famiglia. Ma prima cosa c'era scritto? Lei ha anche il testo, Io ho no? il testo che tra l'altro il mio per far emendamento, capire alla gente cosa è stato il modificato. mio emendamento chiede proprio di lasciare o ripristinare il testo vigente che dice che il Comune riconosce i diritti della famiglia nella comunità, predisponendo nell'ambito delle proprie attribuzioni strumenti idonei da poter uguale. Però chiedo scusa. Ecco. Lascio intervenire un momento Govetto. Cosa c'è scritto però? Adesso invece cosa c'è scritto? Un secondo, Adesso Govetto? c'è scritto: il Comune riconosce e tutela e promuove i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Ecco. Basta. Basta. Sì. E poi riprende No, uguale. voglio dire, io preciso questo, però attenzione, perché dal nostro punto di vista non possiamo dire che il matrimonio sia un istituto vecchio o superato. Non ho detto questo. Cioè, nel senso, la legge sul Govetto. divorzio si inserisce sul matrimonio, Govetto. cioè nel senso, infatti, tant'è vero che dal nostro punto di vista il matrimonio, e così chiudo subito questo aspetto, il matrimonio non è altro che l'impegno che due persone che intendono costruire qualcosa insieme, l'impegno che loro danno davanti al comune, davanti al popolo del comune, davanti all'ufficiale di stato civile del comune, di far fornirsi reciproche garanzie e di impegnarsi a che il loro rapporto sia in qualche modo stabile. Dopodiché potranno divorziare, possono fare quello che vuole, però c'è un impegno dato davanti a un ufficiale di stato civile a che quel rapporto sia stabile. Da questo punto di vista, quello che noi vogliamo valorizzare, quello che noi vogliamo promuovere, è il fatto che questo impegno è qualcosa che al comune, per il comune, per l'istituzione, è prezioso, è importante. Ma Poi perché non promuovete le guarda, unioni? come? Perché non promuovete le unioni anche? Due persone che si vogliono bene, magari hanno deciso di no. No, ma le unioni hanno tutta una serie di diritti che sono riconosciute dalla legge Cirinnà, eccetera, eccetera, che in qualche modo sono una forma di... Però non è messo qua all'interno. Perché Govetto, noi è inutile abbiamo... girarla intorno. No, ma le unioni... Guardi, Parlo ai telespettatori. Guardi, in quanti si dico riconoscono nell'affermazione... Vi faccio, No, Giacomello, perché la ok. società è Ok, cambiata. no, ma Giacomello, sì, però dico questo, state attenti. L'articolo 3 della Costituzione dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e anche l'articolo 2 tutela i diritti inviolabili di tutti. E allora? Ora, non è che se noi promuoviamo la famiglia fatta sul matrimonio vogliamo fare delle discriminazioni, delle distinzioni come ho letto allora in questi metti giorni. il matrimonio? Perché Lo metti? L'articolo 3, che è stato scritto assieme all'articolo 29, assicura e garantisce i diritti di tutti e l'uguaglianza di tutti. Quello che noi vogliamo dire è, cari cittadini, attenzione, per noi comune, per noi amministrazione, è una cosa importante, è una cosa da promuovere, quello che in qualche modo il vostro rapporto abbia una certa stabilità, abbia una certa serietà. Allora, il matrimonio possiamo chiamarla garantisce... unione, perché poi si chiama unione. Noi abbiamo ritenuto di rifarci alla Costituzione. La Costituzione segue, perché sono coordinati con la Costituzione tutte le leggi che vengono successivamente. La legge sul divorzio non è incostituzionale, è in linea con la Costituzione, pertanto va rispettata e noi la rispettiamo. La legge sulle unioni civili è in linea con la Costituzione e noi la rispettiamo. Diciamo che voi promuovete, dite questo per noi non è il solo. Certo, Volete perché... precisare questo? Non è il solo, Esatto, ma è la soluzione migliore. ma è una cosa che noi promuoviamo. Uno può dire quello che vuole, per carità. Certo, però... Govetto però, se lasci Prego. parlare, non so quanto funziona in termini o meno. No, cioè, quando tu dici la stabilità... Non siamo in tribuna elettorale. Prego. E quando tu dici, e l'hai usato anche in Consiglio Comunale, il matrimonio come garanzia di stabilità, cioè siamo fuori completamente, ma siamo fuori completamente, e ne abbiamo parlato anche,
guarda caso ci sono degli avvocati, anche in consiglio comunale, anche nella giunta comunale, che sono avvocati divorzisti. Cioè c'è necessità addirittura di un mestiere particolare, che rispetto, che guai se non ci fosse, per regolamentare le problematiche del matrimonio. Quindi dobbiamo cancellare altro che il garanzia matrimonio. di stabilità. Cioè dobbiamo cancellare il matrimonio? No. Ah, ecco. Non dobbiamo metterlo, ecco. perché non è l'unica versione. Non dobbiamo promuoverlo perché non va bene. Io non è... Allora, stai parlando con una persona che ha la sua storia, che da uomo sposato da 34 anni, che può essere uguale o diversa dalla storia di tante altre persone, perché la vita non sa mai domani cosa ti porta. Quindi, e quello che ho voluto fare in Consiglio Comunale è, io non ho neanche toccato la legge Cirinnà, perché se ne è parlato molto di quell'argomento lì, che aveva bisogno di essere approfondito e aveva bisogno di andare avanti su questo. Io ho parlato solo di famiglie e io ho parlato di una società che su 100.000 abitanti della città di Udine abbiamo visto che, parlando di coppie di fatto, di famiglie monogenitoriali che a me stanno molto a cuore, ragazze madri che hanno deciso di tenere il suo figlio perché, usiamo un termine, sono state messe incinta da un filibustiere a cui non avevano avuto a che fare, e vanno rispettate e vanno tutelate. C'è una miriade, queste sono famiglie, non puoi chiamare in altra maniera. Noi le tuteliamo, ti dirò di più. Fratello e sorelle anziani che si tutelano, sono famiglie anche queste. E noi intendiamo tutelarle. E dobbiamo non creare, non privilegiare perché garantisce stabilità un matrimonio che è tutto da dimostrare. E la storia sta dimostrando il contrario, se non ci sarebbe stata una legge sul divorzio. Non mettiamo... Allora, aspetta che finisco. No, vi stoppo finisco solo. Non voglio lasciare una zona grigia perché il numero è importante. Dentro quei numeri che sto dicendo io, una città di 100.000 abitanti, arriviamo a quasi 40.000 persone che si riconoscono qua dentro. Non si tratta di tutelare qualcuno di più e di meno. Cioè questa argomentazione non tiene, Giacomo. Qua non come non tiene? Allora, io direi andiamo in pubblicità. Sì. 3 minuti. Sono il gong come... Non Govetto, spero. No, la reclame ha la priorità su V2, mi dispiace, se no non possiamo andare avanti. Ce ne faremo una ragione. Pubblicità. Bentornati con Screenshot, vedete accompagnato da altri due, insieme ad altri due esponenti politici, da una parte Giovanni Govetto, dall'altra parte Carlo Giacomello, si parla di matrimonio, lo leggete anche nel titolo della giornata di oggi di Screenshot. Se questa società, la famiglia, è fondata solo ed esclusivamente sul matrimonio, secondo l'articolo 9 dello Statuto, è più o meno così, ce l'ha detto meglio Govetto nella prima parte della trasmissione, non è fondata solo sul matrimonio, però ovviamente il Comune lo vuole promuovere e valorizzare. Dall'altra parte Giacomello dice non siamo nel 1947, tutto è cambiato da allora, 48 anzi. Io mi fermo al concetto di famiglia e faccio anche ai telespettatori, perché tutti sono convinto che nella propria famiglia, nella famiglia allargata, nell'ambito parentale o meno, ci troviamo di fronte a situazioni che, parlando di famiglia, attendono anche delle risposte, perché ci sono delle risposte che mancano. Parlo dell'affido, dell'adozione. Ci sono casi che vanno avanti a forza di sentenze, purtroppo. Certo. La legge ha dei buchi in questo e dovrà sistemare, sta correndo dietro a determinate situazioni, perché è di famiglia che dobbiamo parlare. Sì. Matrimonio è una parte di questa famiglia, di cui va massimo rispetto, di cui è anche tutelato dalla Costituzione, quindi ha la sua protezione, ma c'è tanto altro e sono numeri importanti. Il matrimonio messo lì così com'è, Govetto, in tutta sincerità, è un balzo indietro di 100 anni. Allora, sapete quello che ho avuto la sensazione parlando con voi adesso in questi primi 15 minuti? È che alla fine sembra quasi sia una battaglia fondata su diritti e valori, eccetera, ma la gente magari lo percepisce come una battaglia, magari lei non vuole chiamarla battaglia, ce l'ha già detto prima all'inizio della puntata, però dal punto di vista ideologico, perché alla fine quello che ci sarà in base a questo articolo 9 non ci saranno, se non sbaglio, ripercussioni poi nella società.
appunto, allora No? diciamo, più che sì, Cioè, risponda alla domanda. Quindi uno se non è sposato Esatto. a un'unione non avrà problemi poi dal punto di vista Lo statuto nasce per tutelare tutti coloro che hanno bisogno di tutela. In questo caso noi promuoviamo un certo tipo di impegno rispetto, come dire, a un progetto. Ma al di là di questo, però, più che uno scontro ideologico, mi sia permesso, secondo me è proprio un confronto culturale. Cioè ci sono diverse culture che in qualche modo si confrontano su un tema molto delicato e a mio avviso attuale e anche però vorrei dire cogente, nel senso si diceva all'inizio ma ci sono tanti problemi perché dobbiamo parlare di questo. È vero, ci sono tanti problemi, però ad esempio molti problemi legati alla società, penso ai problemi legati alla denatalità, a un certo tipo di società di inclusione, nascono anche proprio dal modo in cui noi ci approcciamo rispetto appunto al tema della famiglia che comunque è la cellula fondamentale della società. Dicevo, due modelli culturali, sicuramente il modello culturale che in questo momento, come dire, viene rappresentato dalla maggioranza che amministra il Comune di Udine, è un modello che sicuramente, come dire, guarda a tutte le forme di convivenza, delle esperienze che ci sono, però in qualche modo cerca di valorizzare tra tutte queste un certo tipo di famiglia, di impegno. L'abbiamo capito, si certo. confronta... Però non ci saranno ripercussioni? Non ci saranno ripercussioni, Ecco. questo l'abbiamo detto Quindi? chiaramente, Perché? Anche perché Quindi torno alla domanda iniziale, No. perché lo avete fatto? No, ma anche perché mi permetto, ci sono altri articoli dello statuto, come consigliere Giacomo so bene, che tutelano i minori, che tutelano le persone disabili, che tutelano le persone in stato di bisogno economico o di altra necessità. Non girare. Quindi ci sono tutta una serie di tutele. Noi abbiamo ritenuto di inserire, di precisare quella che è l'idea della famiglia richiamata dalla Costituzione, che non è la nostra idea, ma è quella richiamata dalla Costituzione, perché dal nostro punto di vista è importante che le cose siano dette in modo chiaro. Il comune, l'amministrazione comunale vuole promuovere un certo tipo di legame, un certo tipo di impegno. Ma questo noi lo diciamo, dopodiché non funziona, fallisce, è superato, ma tanto le persone si divorziano. Secondo noi vale comunque la pena dirlo. Il vostro articolo, adesso voi non potete fare niente, voi del PD, su questo? Cioè la Presidente Vince democrazia, finisce qua o c'è il 29 una nuova battaglia? Democrazia. Però Vice Dominico, ma il 29, dico per me il 29 però in Consiglio Comunale deve essere votato. 29 no? deve esserci, sì, però io voglio dire una cosa, attenzione che è la prima che ho detto, attenzione perché su questo articolo in verità c'è stato un certo tipo di convergenza, mi spiego, nessun capogruppo dell'opposizione è intervenuto su questo aspetto, non è intervenuto il capogruppo del PD, non è intervenuto il capogruppo di non sono intervenuti i 5 Stelle, non è intervenuto il Bertossi, cioè l'opposizione in verità, proprio per quello che io dicevo all'inizio, c'è stato comunque un lavoro costruttivo sugli altri articoli dello statuto, ma anche su questo. Quindi in qualche modo c'è un confronto acceso, c'è un dibattito acceso, ci torneremo eventualmente sopra, però ripeto è un confronto un po' diverso da quelli che i giornali e la stampa in certe circostanze provano a mettere in piazza. È un confronto adesso non interessante. dia la colpa però ai giornali e alla stampa, Allora, insomma, perché se ognuno... vi trovate qua e state comunque voi due sì. dibattendo vuol dire che Sì, è una sì, cosa sì. che non funziona effettivamente. Se anche Ognuno fa il telespettatori mestiere e siccome ognuno fa il suo mestiere, noi dobbiamo fare il nostro, che è quello di amministratori, che è quello di dare una risposta alla città, quella di dare una risposta a tutta la città. E tutta la città non si riconoscerà mai tutta la città nel matrimonio. Viva Dio! Sì. Possiamo riconoscerci, te possiamo riconoscerci. Ma nessuno lo mette in dubbio. Nel 1948 sono 70 anni. Il matrimonio rimarrà anche fra 70 anni. Ma forse anche nel 1948 nessuno, cioè non tutti si riconoscevano nel matrimonio. Ma non lo so, non lo so. È una promozione, è un modo di promuovere. Il matrimonio rimarrà e nessuno lo tocca. Però da amministratore, come la stampa deve fare il suo, come Vice Domini deve fare il suo mestiere, come tutti dobbiamo fare una cosa, noi dobbiamo fare gli amministratori. E gli amministratori devono dare delle risposte a coprire, come ho detto in Consiglio Comunale, un telo che copra il più possibile la città, dove ogni cittadino, anche il più lontano dalle nostre idee, dica, beh, lì
in quella città di Udine mi riconosco. In questo statuto 40.000 persone, 35-40.000 persone, anche se non lo diranno, ma io non sono tecnicamente non si riconoscono. Ma non è perché corretto? c'è questa parola? Ma no. E diciamola tutto fino in fondo, Ma non è perché vero. se l'astio viene fuori su questa cosa qua, perché è vero che l'abbiamo portata avanti volutamente con Sì, calma, però- perché è giusto parlare però con è calma, sbagliata la però non prospettiva. può non essere letta, perché ne ho presi a decine di statuti dei comuni e andiamo a leggere, guarda, leggiti lo statuto No, di Pontida, sì, ma no, perché sì. io mi sono letto anche lo statuto di Pontida, ecco, Ma io non per sono dirla leghista, tutta. Leggiamo gli statuti come sono, Sì. ok? Questa può essere letta facilmente come una provocazione. Ma sì, però attenzione, Sentite, perché- volevo chiedere Come questa. una no? Perché- però dico Sì. solo questo. Chiudiamo perché Solo mancano una cosa 3-4 velocissima, minuti. No, poi volevo dico. chiedere se alla fine, noi negli ultimi periodi abbiamo sentito parlare di Udine per il sarcofago, per questo e per Babbo Natale. Sì, non da No, parte scusa. nostra. No, non da no, ma parte lo so, ma non nostra. sarà colpa dei giornalisti, certo, No, a un certo no, punto. no, Ma è no, vero che no, Udine no, sta perdendo no, appeal no. rispetto magari a Trieste o su altri temi dove si parla anche di Porto Vecchio, nuovi progetti? No, guardi. vi chiedo a voi che siete due amministratori. Abbiamo proprio l'interramento della ieri- stazione da fare. Guardi, 1 miliardo e 300 No. milioni, insomma. C'è l'interramento della stazione, c'è tutto un Sì, ma programma guardi, del Vice sindaco. Domini, proprio ieri passerà nella mia commissione territorio e ambiente, commissione che presiedo, il progetto sull'area ex Bertoli, Ok. è Buono, passato ecco, il progetto sulle ciclabili, Buono, quindi ci buono. sono cose anche Buono? molto Buono, grosse. buono, avremo da discutere sicuramente. Sì, no, ma ci sono cose molto grosse. Certamente anche questi aspetti fanno parte della politica, però io mi permetto di dire solo una cosa, perché il problema non è, Giacomo dice, ci saranno molti che non si riconoscono, ma io non credo, cioè chi decide di come non fa a riconoscerci Posso un figlio dire? Ma fammi che non è dire, sposato, ma come fa a fammi riconoscersi in fammi questo? dire, uno che decide di non sposarsi, uno che decide di avere un'unione di tipo diverso, a mio avviso non è che, l'importante è che venga tutelato, non è che io dico, se tu non ti sposi allora sei fuori, o non devi riconoscerti, si riconoscono benissimo. Non scrivere Tant'è vero che matrimonio, qualcuno allora. valuta liberamente di non sposarsi. Non scrivere matrimonio. Ed è liberissimo Non e sarà scrivere- sostenuto dal comune. Non scrivere matrimonio, risolve tutti i problemi. E diciamo le cose non come può- stanno. Però, guardi, ecco, però questa è la differenza culturale tra noi e gli altri, che noi non abbiamo paura a parlare delle cose, dei problemi. Giacomello dice, non scrivere, non sta a Ma fare... guarda che qui non perché stiamo mica io non parlando ho dei Vax e dei Novax. Sì, ma io non ho paura a dire che la Costituzione all'articolo 29 parla di famiglia. Ma ti ho detto che non va Qualcun altro bene. ha paura. Ti ho detto che non va Hai bene. detto che era meglio non scriverlo. Per forza. Ma io dico perché che non è invece le cose attuale. vanno No, dette, le la cose in cui sensazione si mia è credono vanno che dette. Giacomello non voleva appunto che si scrivesse per non creare figli e figliastri, Ma è poi normale, un domani non lei saranno, dice dall'altro saranno. canto Govetto e dall'altro canto dice se c'è una forma per cui vogliamo non tanto riconoscere ma vogliamo promuovere per cercare anche di portarla avanti è quella secondo voi quella del Sì, matrimonio. guardi, Ecco, sono Vice due Domini, posizioni. però attenzione, guardi, è un po' la stessa cosa, è un po' come il fatto che il popolo italiano in qualche modo affermi le sue radici e la sua cultura rispetto agli altri popoli. Affermare le radici e la cultura non vuol dire chiudersi rispetto agli altri, vuol dire fornire agli altri un punto di dialogo, un punto di partenza per il dialogo su cui iniziare un rapporto. Io non è che se affermo le mie radici e la mia cultura allora automaticamente escludo gli altri, no, almeno non è questo il tipo di dialogo che a me è stato Stai insegnato. amministrando però, Ma certo, e io Stai amministro amministrando, non sei dicendo Vice Domini, questa con tutto il rispetto per amministrazione Vice Domini. afferma... No, fortunatamente stavo facendo un altro tipo di mestiere, poi non sa mai se mi getterò in politica un domani, ma quello sarà un'altra vita, immagino. Ma no, ma noi Allora, siamo contenti di venire qua come giornalista. come lei farà il te. giornalista al posto mio e andrò a fare il politico, allora. Bene, allora io vi ringrazio per essere venuti. Grazie. Non abbiamo... Siamo noi che ringraziamo. Bene, alla prossima, il 29 ci sarà altra battaglia, immagino. Voi non Certamente. ritirerete Sempre. comunque, voi non ritirerete No, quello. non credo, Ah, ecco. no. Vabbè. Ci sarà altra battaglia sempre, No, battaglieremo. già il fatto che ma- lei abbia detto non credo vuol dire che non ha la sicurezza, ha detto non credo. No, non mi risulta che Ah, ci sia, ecco, si ok. procederà, ma perché dovremmo poi? Perfetto. Va Grazie bene. Giovanni Di Govetto, Grazie a grazie voi. Carlo Giacomello per Grazie essere a voi, venuto in saluto anche trasmissione, gli ci vediamo domani Grazie a sempre te. con Screenshot, arrivederci. Arrivederci, grazie.